Io sono il direttore dell'unità operativa semplice a valenza dipartimentale della chirurgia maxillofacciale dell'ospedale di Vittorio Veneto. È un reparto nuovo, per non dire nuovissimo, visto che esiste formalmente dal 1° di dicembre del 2023. L'attività è comunque iniziata circa a metà gennaio con l'attività ambulatoriale e dai primi di marzo abbiamo iniziato con gli interventi chirurgici in sala operatoria. In questa realtà ci siamo dedicati soprattutto alla chirurgia ricostruttiva dei mascellari, alla chirurgia oncologica del cavo orale, alla chirurgia delle ghiandole salivari, alla chirurgia dei traumi ove presenti, alla chirurgia orbitaria e alla chirurgia delle affezioni flogistico-infiammatorie della bocca e delle ossa dei mascellari. È fondamentale la ricostruzione nei casi di tumore o di qualsiasi altra patologia che provochi una situazione invalidante sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista funzionale a livello della bocca e del viso. Ci ricordiamo che comunque è un po' il nostro biglietto da visita il volto, quindi è importante soprattutto nei pazienti che hanno a volte subito degli interventi mutilanti la ricostruzione, soprattutto per un recupero psicologico e anche sociale di questi. Noi ci occupiamo molto anche della patologia dentale, dentoalveolare, quindi delle problematiche eruttive dei denti nei pazienti pediatrici, soprattutto quando poi il bimbo è scarsamente collaborante nel poter affrontare un intervento chirurgico in anestesia locale, quindi vengono trattati in sala operatoria. La patologia del dente del giudizio è sicuramente una patologia molto diffusa. Noi riceviamo molti pazienti che vengono mandati dal territorio perché l'estrazione dello stesso è un intervento chirurgico che, per quanto venga eseguito in anestesia locale, rappresenta e presenta sicuramente delle difficoltà di tipo tecnico che sono rappresentate fondamentalmente da dei rapporti anatomici dei terzi molari, soprattutto gli inferiori, con le strutture vascolari e nervose che sono presenti nel distretto. Da quando abbiamo iniziato ai primi di marzo dell'anno scorso, quindi fondamentalmente un annetto poco più, sono stati operati presso la mia unità operativa circa 160 pazienti. Parlo di chirurgia in regime di ricovero, quindi non in regime ambulatoriale, quindi pazienti che sono stati appoggiati con un posto letto sia in ambito di day hospital, quindi ricoveri diurni, che di week surgery, che sono i cosiddetti ricoveri brevi all'interno della settimana, che i ricoveri ordinari, che sono quei ricoveri invece che richiedono una permanenza in reparto più lunga. Sono stati svolti anche interventi di ricostruzioni complesse attraverso l'utilizzo di lembi microvascolari, per esempio in ricostruzioni post-oncologiche. Sono stati eseguiti anche alcuni interventi di chirurgia traumatologica e di chirurgia delle affezioni e delle infezioni del cavo orale e dei mascellari. Per esempio un intervento di ricostruzione della mandibola fatto a seguito di una resezione oncologica che viene condotto con l'utilizzo di un prelievo di un lembo di osso dalla gamba rivascolarizzato, quindi con tecnica microchirurgica si procede appunto alla ricostruzione della continuità mandibolare utilizzando un osso della gamba, chiaramente con una programmazione che viene fatta prima sia al computer che su dei modelli tridimensionali. Il recupero, l'obiettivo è ovviamente il recupero funzionale completo, il recupero psicologico e il recupero sociale ovviamente, cioè l'obiettivo è che il paziente possa alimentarsi per le vie naturali, parlare per le vie naturali e soprattutto avere un aspetto che gli consenta di potersi presentare in pubblico con tutta la serenità necessaria. Questi pazienti non sottoposti a chirurgia ricostruttiva
sono pazienti che tendono purtroppo a isolarsi e tendono ad avere una perdita anche della vita sociale, oltre alle funzioni che sono deputate del cavo orale e delle ossa dei mascellari, insomma. Un aspetto molto interessante della chirurgia che a me personalmente piace molto condurre è l'aspetto della chirurgia ricostruttiva a fini implantoprotesici, cioè il trattamento delle atrofie mascellari. Il paziente che per vari motivi perde i denti spesso in età giovanile conduce poi a una perdita anche del supporto osseo e quindi al fine di poter procedere poi col posizionamento di impianti osteointegrati sui quali possa bene adattarsi una protesi, si deve cominciare con una ricostruzione ossea. I risultati sono assolutamente ottimi e questo grazie anche alla collaborazione con la Banca dei Tessuti di Treviso, utilizzando appunto il tessuto osseo di banca che ci consente di condurre questi interventi, a mio parere, nel modo migliore possibile. L'età è un po' distribuita, nel senso che generalmente sono pazienti sopra i 60 anni che magari hanno perso i denti in età giovanile intorno ai 40 anni, hanno portato la protesi mobile a lungo e quindi hanno sviluppato una progressiva atrofia soprattutto del mascellare, cioè l'osso del mascellare si riassorbe perché non è sottoposto al carico masticatorio. Se non è sollecitato, l'osso viene perso fondamentalmente e ovviamente un impianto osteointegrato, una vite cosiddetta, per poter svolgere la sua funzione deve essere inserita in osso in un adeguato volume osseo, altrimenti non può osteointegrarsi e quindi non può svolgere la sua funzione. Utilizzando l'osso di banca noi riusciamo con tecniche appunto di innesto a ricreare osso dove prima invece era stato perso. Questo è un intervento che viene erogato in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi il paziente lo fa in un ricovero. Questo è un ospedale piccolo e quindi ci si conosce un po' tutti e questa è una cosa, secondo me, è un valore aggiunto. Il clima, cioè la disponibilità delle persone con le quali ho la fortuna di lavorare è altissima e la voglia di collaborare c'è sempre. Ho la fortuna anche di poter lavorare spesso con i colleghi dell'otorinolaringoiatria che qui hanno una sede storica e assolutamente di altissimo livello ed è molto interessante poter lavorare con loro perché è una occasione anche di crescita personale, sicuramente professionale, ma anche reciproca, che mi sta dando tantissime soddisfazioni.